suggestione del Natale, ecco, ci richiama anche diversi significati dai personaggi e dagli animali che vi sono dentro. I pastori, intanto cominciamo. Essi vengono privilegiati dal messaggio dell'angelo del Natale, non tanto perché poveri, quanto perché ritenuti inaffidabili, abituati come erano a non andare troppo per il sottile nella distinzione tra il proprio e l'altrui, inadatti alla testimonianza, sono però credibili per Dio, che sceglie i disprezzati e li giudica idonei ad accogliere una straordinaria rivelazione. È nato il Creatore. Fu San Francesco che 3 anni prima di morire trovò la motivazione di fare un bel presepe. Chiese all'amico Giovanni Vellita di allestire qualcosa di molto significativo per il Natale. Vorrei raffigurare, gli disse il bambino, per vederlo in qualche modo con gli occhi del corpo e come fu adagiato nella greppia tra il bove e l'asinello. Così fu fatto e Greggio si trasformò in una nuova Betlemme. Da allora ogni anno, attraverso i secoli, si cura la realizzazione di presepi con sempre nuovi accorgimenti e innovazioni tecniche. Da allora nella cristianità, in tutto il mondo, nella ricorrenza del Santo Natale, si costruisce un presepe nelle chiese, nelle case, depositando Gesù bambino nella mangiatoia. Che non trova posto qua giù. È inutile cercarlo nei palazzi del potere, dove si decidono le sorti dell'umanità. Non è lì. È vicino di tenda dei senza casa, dei senza patria, di tutti coloro che la nostra durezza di cuore classifica come intrusi, estranei, abusivi. La mangiatoia, però, è anche il simbolo del nostro infinito. Essa interpella in ultima analisi la nostra libertà. Angeli, uomini, animali, il creato, tutti sono uniti nella gioia, perché l'umanità stessa dal legno della mangiatoia, come dal legno cui sarà posta la scritta INRI, riceverà salvezza. Maria e Giuseppe salvano Gesù, gloria di Dio, e poiché ogni cellula umana di Gesù riflette ed è immagine del cosmo intero, gloria e vita di Dio, tutto è coinvolto nella salvezza.